Oh, oh, Eliana, sono molto contento del collegamento che stiamo per fare che perché collegamento. sì, è il privilegio ovviamente di raccontare in anteprima una uscita imminente. Pensa, domani un omaggio Tra l'altro si uscirà in anticipa, sala. perché Sì, normalmente i film escono il giovedì in sì. sala, però quando c'è qualche occasione di festa e quindi la gente è un po' più libera, ci sono anche queste uscite in giorni diversi Eh della sì, e settimana. gli chiederemo anche perché proprio il 1° maggio, Sei fratelli. Stiamo per collegarci con Simone Godano, è il regista di questa bella commedia che racconta di una famiglia allargata e numerosa, nutrita da conflitti, segreti, cose non dette, piena di sentimenti nascosti e inespressi. Ho letto testualmente la piccola sinossi che accompagna il film. Benvenuto Simone, grazie. Buongiorno. Sei su Buongiorno Radio In, Simone. stavo evidenziando a Eliana, ormai questo programma va avanti da 4 anni e il nostro target di riferimento sono i giovani filmmaker, i giovani cineasti e quindi il mio gancio è stato il social, non sono passato dall'ufficio stampa o da altri e questo ti Non è ringrazio po- davvero di E cuore Simone si Simone. è fidato. Eh, Vi ho dovuto informare. ecco. Giustamente, quelli sono passaggi No, obbligati. queste giornate poi alla fine sono complesse, ma Sì, divertenti. sì, Ieri ma abbiamo fatto una bellissima prima a Roma, devo dire. com'è andata Simone? Bellissima, inaspettata, perché è stato il film è piaciuto molto e abbiamo fatto una serata molto. Ci siamo anche divertiti, quindi abbiamo fatto anche una festa e c'erano molti amici e il film è piaciuto proprio tanto perché poi uno se ne accorge, c'è stato un applauso a fine proiezione lungo, sincero, gli abbracci, uno si Che... rende conto se le proiezioni con gli amici sono le più delicate, È perché vero. poi l'amico è in quella condizione per cui tu capisci. Poi c'era un sacco di persone che hanno fatto precedenti film, quindi un bellissimo viaggio ieri. Simone, ti racconto che in questo momento siamo in streaming sulla nostra pagina di Facebook di Radio In, dove la gente ci vede anche quando chi invece con la radio accesa sta ascoltando la musica. Sta finendo il brano, quindi facciamo lo switch e andiamo a reti unificate. Dacci un istante. Abbiamo ascoltato Leo Gasman con Take That, ma noi siamo pronti a dare il benvenuto anche in FM e anche sulla nostra app di Radio In al nostro ospite che si prepara a un debutto domani con un nuovo film dal titolo Sei fratelli. Ivan, lascio a te l'onore della presentazione Beh, ufficiale. grazie a Simone Godano, regista ci stava raccontando nella diretta Facebook che la prima a Roma c'era il cast al completo, Simone, è andata molto bene. Il caso è completo. Adriano purtroppo è arrivato stava bloccato sul set di un film, ma è arrivato a festa in corso, diciamo, ha perso i saluti in sala, però c'erano tutti, Riccardo, il cast francese, è stata una serata bellissima, poi sono venuti veramente, c'erano Favino, Mastrandrea, Borghi, è stata un'emozione ieri condividere il film con 400 persone. Senti Simone, Quindi quando uno dice io... facciamo una cosa fra intimi, fra no, amici, 400 persone, così 400. abbiamo la misura del concetto, del Beh, poi parametro. gli amici sono, lo diceva bene, i più Amici con la critici, maiuscola poi. quindi quella è proprio una tagliola, Simone. No, io ho visto il trailer al cinema la scorsa settimana, ho detto no, devo contattarlo perché la storia mi ha preso tantissimo, poi questo colpo di scena della sorella aggiunta, non lo spoilerò perché è comunque nel trailer questo, quindi... Sì, sì, non è uno spoiler, è nella prima parte del film, diciamo, si può Senti, raccontare. ma mi incuriosisce perché poi questa è la mia passione, la scelta di questo cast, tutte personalità eterogenee. Quella è una scelta proprio un po' anche di ispirazione cinematografica. Io, diciamo, tendo a fare delle commedie dove si ride un po', ci si emoziona, un pochino si piange. Anche qua, diciamo, si parte con suicidio del padre, un po' monicelliano, perché questo padre malato decide di non voler soffrire e si butta dalla finestra. È un padre che ha fatto una vita grandiosa, ma soprattutto che ha avuto tante mogli e da queste mogli ha avuto tanti figli e quindi io credo che per andare per poter raccontare una storia affidarsi a attori così
che non provengono dalla commedia. Ecco, alla conferenza stampa mi hanno chiesto più persone questa cosa, e credo sia un valore aggiunto. La commedia di per sé è molto difficile da fare, questo non è un film di battute, è un film veramente di rapporti umani, dove i sorrisi sono sul set, nelle interazioni tra gli attori, le abbiamo ricercate, per cui devo dire che è veramente, è oggettivamente un elemento di forza del film, il cast. Poi ci sono le cose soggettive, chiaramente, che possono piacere o no. Il cast è molto affiatato e ha fatto un grandissimo lavoro. Noi vorremmo anche vedere il trailer, quindi ce lo preannuncia. Siamo pronti lì, siamo curiosissimi. Come sempre il nostro meccanismo è lo stesso: chi è alla radio che non può vedere il trailer ascolterà la musica, sapendo che però il video di questa nostra diretta di Open Day lo troverà a disposizione sulla pagina Facebook di Radio in qualunque altro momento, quando avrà tempo per recuperarlo. Noi saremo lì proprio a farvi risentire le stesse cose uguali, non cambia niente, ve lo giuro. Nel frattempo in radio arriva Biagio Antonacci insieme a Mario Incudine. A proposito, arriva Mio Fratello. Allora abbiamo un trailer da vedere, vedi questi ganci che ci fanno dalla regia, tra Sei fratelli, Mio fratello, insomma si rimane in famiglia in questi casi, con questi collegamenti sottili. Vediamo insieme il trailer ufficiale di Sei fratelli, che ricordiamo esce domani in sala. Bello vedere così tante persone che hanno voluto bene a papà e a cui papà ha voluto bene. Allora dovrei andarmene. Apro il testamento. Non siete 5 fratelli, ma 6. Alla fine 5 o 6 fratelli, che cambia? L'importante è essere uniti, no? Ed è tutto. Quindi siamo 6 fratelli, 4 madri e papà, per ora. Madonna quanto sei cresciuto. Sì, chi lui? C'est Léo, c'est ton frère. Ci stanno un sacco di debiti. Voi potete rinunciare all'eredità. Io all'allevamento non rinuncio. Quindi alla fine rimaniamo tutti. Sembra un horror, cazzo. È morto nostro padre. Sforzati. Vi siete lasciati da 15 anni, oh? E allora? Ci sta ancora male? Io ho sempre pensato che noi fossimo indistruttibili. Te non stai bene, ti devi curare. Mi spiace per voi, perché mi pare che manco l'avete conosciuto a papà. L'ho visto piangere, capisci? Loro dove stavano? Una volta ogni morte di papà ci si incontra, ci si abbraccia. Ci si dice che siamo una grande famiglia, e poi? Vaffanculo. Io la immagino un po' questa scena. Se un giorno uno arriva e ti dice c'hai un fratello o una sorella che non sapevi di avere, come la prendi? No, giusto così per fare un sondaggio, bene o male? Così. Cioè, certo, proprio no. Ma sicuro che è una cosa, chiaramente poi il percorso di un film dura 3 anni, quindi da quando lo scrivi e quindi incontri tante persone sia per fare delle ricerche sia a cui racconti il film. È una cosa che è diventata più comune di quanto immaginiamo. Ah sì? Sì, diciamo, è un accadimento che adesso che hai fatto la domanda, magari anche rispetto a quello che scriveranno magari sulla vostra pagina, diciamo, è un qualcosa che anche il mondo ovviamente dei social ha portato un pochino a ritrovare delle persone. Certo, le famiglie allargate sono diventate molto... Dacci un secondo, Simone, che unifichiamo i collegamenti. Aspetta. Siamo ritornati, abbiamo unificato il collegamento dopo aver visto il trailer di Sei fratelli. Abbiamo iniziato a riflettere su quella che può sembrare una situazione unica, quasi surreale, perché uno dice, uno così nella vita, una famiglia tra l'altro numerosa, scopre che c'è un fratello, una sorella che non aveva mai conosciuto, e invece stavamo iniziando a riflettere con Simone Godano, regista del film che ricordiamo esce nei cinema domani, che è una situazione non così inusuale come potrebbe apparire a
primo Akito, ma c'è stato un episodio che vi ha ispirato in fase di scrittura, da cui è partito il tutto? No, il tutto è partito più da un'ispirazione, diciamo, una chiacchiera con un amico proprio su un set in cui mi diceva che doveva parlare con sua sorella, né lui né i suoi 6 fratelli ne avevano notizie da tanto tempo, e io che ho una famiglia molto compatta, sono io, mio fratello, i miei genitori, un nucleo classico, sono rimasto molto affascinato da questo fratello e gli altri fratelli alla ricerca di una sorella perduta, perché comunque essendo 7 dice i rapporti sono difficili da mantenere. Lei è andata in America e l'abbiamo persa. E questa cosa mi incuriosiva, ma soprattutto mi incuriosiva come all'interno di queste famiglie così numerose, con comunque tante madri o tanti padri, i fratelli dei fratelli, ci sia un ventaglio possibile di rapporti che poi cinematograficamente in realtà non è stato trattato tanto questo tema, per cui spero la gente risponda positivamente al film. Il film è un film, ma soprattutto racconta un qualcosa che, come dici te, scoprire di avere una sorella pensiamo che è una cosa poco comune, invece nella società di oggi, famiglie allargate, le sorelle che nessuno sapeva di avere iniziano a essere un tema più presente. Senti Simone, da ciò che racconti e sono d'accordo, anche perché ho letto un po' di cose sulla preuscita del film. Qualcuno ha trovato dei riferimenti a Parenti Serpenti di Mario Monicelli o alla famiglia di Ettore Scola, e soprattutto mi è piaciuta anche questa tua scelta. Ritrovare anche nel cinema delle famiglie così numerose ti costringe ad andare molto indietro in un'Italia che quasi non c'è più. Assolutamente. Io poi Parenti Serpenti è un film che ho amato tantissimo, no, ma mi è piaciuta anche la scelta che hai fatto a inizio della prima parte come omaggio appunto a Monicelli, con questa voce fuori campo di Joelle Dix che dice: il tempo è un'illusione, non ricordo chi l'ha detto, in perfetto stile Joelle Dix. Perché questa frase, Simone? Beh, perché il film inizia, diciamo, con un padre, fondamentalmente volevo raccontare, il padre si vede in un'unica scena, che è la scena di un risveglio dalla morfina e una camminata verso un terrazzo, e poi anche qua non spoilerò niente perché è proprio i titoli di testa, e poi un lancio nel vuoto. E comunque volevamo in qualche maniera raccontare un personaggio, avevamo poco tempo per raccontare un personaggio che il film è anche un amore mancato, un padre che fa 6 figli con 4 mogli, chiaramente non ha dato troppo a questi figli, ma è anche una figura in qualche maniera che tutti i figli avrebbero desiderato amare, e per cui questo padre che fa i conti con la morte si trova a fare una riflessione profonda, ma anche in qualche maniera cita una frase che non si ricorda chi l'ha detta, per cui rappresenta molto la profondità, l'essere sfuggente, l'essere carismatico, l'essere fascinoso. Ecco, questo era l'intento, creare un personaggio con un'unica scena. E che poi le contraddizioni hanno sempre il loro grande fascino, no? E questo è un film pieno di contraddizioni, è un film con molte cose veramente dette e non dette, anche nella messa in scena. È un film dove io e gli attori abbiamo girato il film in una maniera un pochino diversa. Io ero la macchia presa era un po' il settimo fratello, andava alla ricerca delle situazioni costantemente in ogni singolo chuck, così loro non si potevano mai, non c'era un film di campi contro campi, no, ero in mezzo a loro, e devo dire che anche loro piano piano che hanno capito questo modo di girare si sono molto è stata un'avventura, poi ne parlano loro nelle conferenze, nelle interviste, è stata un'esperienza molto bella. Ma avevi già girato in questo modo o No. è stata un'esigenza No, legata a questo lavoro? È stata un'esigenza sia artistica, il film è nato con un'idea artistica di fotografia, ho scelto un direttore della fotografia francese, volevo comunque modernizzare in qualche maniera un tema che con la famiglia sembra sempre un tema un pochino vecchio, no? E invece essendo una famiglia molto moderna questa, volevo raccontarlo in una maniera moderna. E poi parlando con gli attori ho anche pensato che questo modo di girare li tenesse sempre, chiaramente ci stanno giornate in cui Riccardo Scamarcio c'ha 2 battute,
per cui per tenerlo tutta la giornata nella scena ho sempre coinvolto tutti gli attori in quasi tutte le inquadrature. Ecco, questo è stato il tentativo, chiaramente poi non sempre, e ha portato tanto, cioè mi sono accorto con loro, anche Valentina Bellea, Tirano Giannini, quando parlano nelle interviste dicono che è un modo di girare molto stimolante per un attore, perché è sempre alla ricerca di qualcosa, anche è un film anche molto di reazioni a quello che gli altri dicono, sto molto sulle reazioni, proprio per raccontare una famiglia. Questi fratelli si conoscono poco, per cui non volevo provare troppo il film, volevo stare in mezzo a loro e girare. Bellissimo, Bello, anche scoprire tutto bello. questo. Noi facciamo come sempre il nostro passaggio, diamo spazio anche alla musica. C'è Laura Pausini, Durare. Teniamo ancora un paio di minuti, Simone, poi lo lasciamo ovviamente ai suoi impegni, però Eliana, non era in ostaggio. permettimi, la nostra diretta Facebook è molto seguita, lo sai, dai ragazzi, dagli studenti delle scuole di cinema, e mi piace molto, Simone, ricordare un po' le tappe più importanti della tua carriera. Tu hai fatto il DAMS a Roma e il tuo esordio nel 2010 alla Mostra del Cinema di Venezia con il cortometraggio Niente Orchidee con Beppe Fiorello e Valeria Solarino. E io poi tra l'altro il 2010 per me è un anno molto importante, perché sono entrato al centro sperimentale ed ero proprio a Venezia. Senti, mi preme tanto chiederti che consiglio daresti ai giovani filmmaker, ai giovani cineasti che vogliono intraprendere questo percorso? Dammi 3 secondi, 5, perché chiaramente Io ti posso dare poi 2 minuti perché poi finisce il brano. Dai. Ma è vero, almeno lo avviso. Né banale né troppo alternativo. No, io credo che in questo momento i giovani cineasti hanno una possibilità, che i mezzi tecnici permettono di avere una buona qualità. Cioè adesso è semplice, mia nipote che ha 14 anni fa dei video col telefonino che sembrano dei film di Godry, per cui visto che il supporto tecnico aiuta molto, poi chi ha delle idee visive molto forti da esprimere non blocchi il suo talento, però dare molta importanza alle storie, perché poi la vera differenza la fa in primis la storia, l'umanità dei personaggi, o se si raccontano cose più particolari. Quando uno riesce a centrare quel tipo di racconto, poi adegua un linguaggio. Ecco, io partirei dalla storia e adeguerei un linguaggio. Partirei dall'ossessione della macchina da presa strana, perché in questo momento spicca di meno. E la storia è tanto, cioè, ma anche perché il pubblico adesso è assuefatto da Netflix, Amazon, Paramount, cioè di tutto di più, ci sono milioni di storie e vanno a vedere ciò che è sincero, cioè quando capiscono che c'è un qualcosa di interessante e anche che rispecchia quello che hanno capito che racconta, lo vanno a vedere. Quindi per mettersi in luce, approfondire le storie e i personaggi. Questo è un bellissimo consiglio da custodire gelosamente. Andiamo anche in FM per i nostri saluti finali. E abbiamo avuto l'opportunità anche di ascoltare dei consigli preziosi rivolti a chi questo mondo del cinema non lo guarda e basta, ma lo sogna per diventarne parte attiva. È stato molto interessante chiacchierare con Simone Godano, ricordando che tutto ciò che avete scoperto attraverso questa intervista di Sei Fratelli si potrà tradurre da domani in una bellissima visione, visto che giorno 1 maggio esce ufficialmente in sala. Quindi a noi, Simone, non resta che farvi un grandissimo in bocca al lupo. Crepi, vi ringrazio, andate al cinema, che poi quando anche noi che facciamo cinema, che siamo pigri, poi quando uno entra in sala e si vede un film, esce dalla sala, questo vi assicuro è un buon film, su quello mi sbilancio. e quando uno esce dalla sala poi va a vedere dopo 3 giorni un altro film, cioè il cinema è un posto magico, per cui se potete fate uno sforzo, che il divano c'è tutte le sere, invece il cinema
poi costa poco. Ma Il che cinema bello, è veramente uno costa spot. poco. Uno va a cena fuori, spende 50 euro, va al cinema, ne spende 8,5. Quindi Esatto. vi esorto ad andare a vedere questo film e scrivete in questa pagina se vi è piaciuto, che vi seguirò. Noi Grazie, accettiamo e grazie, condividiamo Simone. questo consiglio. Grazie ancora Grazie a Simone voi. Godano. Complimenti Grazie. davvero, Simone. Sei Ciao. fratelli da domani al cinema. Noi torniamo fra poco, subito dopo i consigli di Radio In.